Tesseramenti rinnovati al 98%, nessuna emorragia verso il futuro nazionale del generale Vannacci e sullo sfondo le elezioni in 170 comuni con la Lega determinata a essere protagonista a Verona, Padova, Belluno, ma anche a Chioggia, città strategica del Veneziano. Il direttivo del partito del segretario Salvini si è riunito a Padova, sul tavolo la necessità di serrare le fila e arrivare uniti ai prossimi appuntamenti, compresa la dunata di Pontida del 20 settembre e i congressi definiti occasione di democrazia interna. Il dato numerico più importante, sfoderato dai dirigenti, è quello sul rinnovo dei tesseramenti. La prima scadenza era il 30 giugno. Il 98% delle persone che si era iscritto nel 2025 si è anche riscritto nel 2026, quindi questo è un buon segnale perché insomma non c'è questa fuga di militanti verso altri partiti, ma continua poi naturalmente il tesseramento anche per i sostenitori. Dunque ecco la risposta a Vannacci e ai sondaggi che lo vedono in crescita, pronto a strappare voti alla Lega. Lega che non vuole dare importanza ai sondaggi ma punta a mostrare i muscoli, ovvero tessere e gazebo. I risultati si vedranno sempre il giorno dopo le elezioni, basarsi solo sui sondaggi, abbiamo visto sia le regionali che le comunali di Venezia, conta poco perché poi i risultati sono stati stravolti. Noi pensiamo che abbiamo dei validi amministratori che se saranno in campo possono portare la Lega a fare un ottimo risultato. La prima prova da affrontare saranno le elezioni amministrative che coinvolgono decine di comuni ma soprattutto alcune grandi città. La Lega chiede di scegliere i candidati della coalizione di centrodestra in fretta perché più è grande il comune, più tempo servirà per girare il territorio e farsi conoscere. 170 sono i comuni che vanno al voto circa in Veneto nel 2027, con soprattutto Padova, Belluno, Rovigo, ma mi sento di dire anche Chioggia, città grandi, quindi bisogna essere pronti, farsi trovare pronti e iniziare subito a lavorare. E Padova è un laboratorio ideale, c'è già convergenza sul nome, quello di Roberto Marcato, definito ideale dal direttivo della Lega, mentre spunta l'ipotesi di un tavolo del centrodestra per scegliere il nome o magari ufficializzare proprio Marcato. Confido che mettere assieme gli amministratori che sul territorio hanno consenso, sono bravi, con qualche risultato che si spera di portare a casa negli ultimi mesi di governo, la Lega possa fare un ottimo risultato alle prossime elezioni. E nel caso sia Marcato, trapela l'idea di riorganizzare la sede leghista di Padova per dare il massimo supporto all'ex assessore regionale e strappare la città al centro-sinistra dopo 10 anni.